cordiale saluto gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, ben ritrovati per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. I vigili del fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento, supportati dal nucleo della sede centrale e dall'autogru del comando di Udine, sono intervenuti questa mattina alle 6:40 sulla strada statale 13 all'altezza di Orcenigo Inferiore per il recupero di un'autocisterna che trasportava circa 13.000 litri. L'intervento si è concluso intorno alle 8. La Procura della Repubblica di Pordenone ha chiesto il giudizio immediato per Dimitre Traikov, l'imprenditore di origine bulgara di 62 anni, accusato di omicidio stradale pluriaggravato commesso il 30 gennaio scorso ad Azzano Decimo per un incidente lungo la A28 in cui persero la vita le cugine Sara Rizzotto, di 26 anni, e Jessica Fragasso, di 20, e in cui hanno riportato lesioni gravi anche le figlie di una delle vittime. In Friuli Venezia Giulia, su 5.119 tamponi molecolari, sono stati rilevati 300 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 5,86%, 10.085 test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 1.174 nuovi casi, pari all'11,64%. 3 persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 148. Nella giornata odierna si registrano 8 decessi. In occasione del 170° anniversario della fondazione della Polizia di Stato si sono tenute questa mattina cerimonie anche nelle 4 questure della regione. Molte le onorificenze, le ricompense e i riconoscimenti conferiti durante le varie commemorazioni. Sono stati ricordati anche gli agenti caduti in servizio, come Maurizio Toscano, di 58 anni, investito e ucciso nel dicembre scorso mentre stava eseguendo rilievi lungo la A23 per un precedente incidente. Da tutti i questori sono stati inviati ringraziamenti per la preziosa collaborazione a tutte le forze dell'ordine e alle varie istituzioni locali e regionali, anche per l'oculata e positiva gestione della fase emergenziale relativa alla guerra in Ucraina, che ha visto il Friuli Venezia Giulia in primo piano nell'accoglienza dei profughi nei confini di Tarvisio e di Fernetti. Chiudiamo qui questa edizione Flash Live, come sempre ulteriori aggiornamenti sul nostro sito friulitv.net e sulle pagine social a noi collegate. Grazie per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.